tentativo, Giovanni Aloisio Di Misilmeri, si affrontano Don Carlo Misilmeri e Morrone per l'andata, anzi il ritorno degli ottavi di finale, comunque del primo turno della fase nazionale del campionato riservato agli juniores, poi 5. Cerca di muoversi Salerno, forse una trattenuta, ma tiene il pallone il numero 3 del Morrone, conclusione, pallone che si perde fuori, il primo tentativo, tutto il Morrone agli ultimi 25 metri, fischia l'arbitro, parte Romano sul fondo, ma c'è stata la deviazione, quindi calcio d'angolo ad Angelo, il controllo, si libera ancora D'Angelo, gran giocata sempre D'Angelo, il tocco per Sino che in posizione regolare, Sino, la respinta di Vencia, palla in calcio d'angolo, terzo tiro della bandierina per la squadra di Lobue, ancora Romano a battere, pallone questa volta verso, e la palla che colpisce la traversa, altra palla gol per la Don Carlo Misilmeri, può avanzare Tuoto, l'appoggio poi Barbieri, Bilotta a spalle alla porta, riesce a girarla per Celestino, attenzione a Celestino, la palla dentro, era tutto regolare compresa la conclusione di Tuoto, parata da Marino, battuta lunga, prova a sfiorare lo Geffo, Ingrassia anticipato, Romano, controllo, sinistro, Vencia, forse la tocca, forse no, non secondo l'arbitro, Sarpa, Federico, qui Federico rischia sulla pressione di Sino, Sino mette a sedere il portiere, sbaglia clamorosamente il gol dell'1-0, cosa si è divorato Federico Sino? Non si batte la rimessa, finisce il primo tempo 0-0. Non ci sono stati cambi da una parte e dall'altra, quindi a breve andrò a leggere sia le formazioni che i giocatori in panchina. Inizia adesso il secondo tempo. Serie di blocchi in area, lo vedete, tanto traffico davanti a Marino, tanto parte la palla, c'è il tocco, il salvataggio e poi ancora riesce la Don Carlo a toglierla dalla porta, bravissimo Marino, occhio anche all'eventualità di un tiro, anche se siamo veramente con un specchio di porta molto chiuso, va comunque al tiro, la canna riesce a smanacciarla fuori Marino, tanta tensione in casa Don Carlo adesso, Bilotta, c'è la corsa di Lacanna, in area di rigore, la canna, l'uscita di Marino, attacco però ancora vivo con Celestino che propone il cross, colpo di testa e la palla che finisce ancora tra le braccia di Marino, tra Celestino che gioca corto. Ancora qui la giocata che libera Barbieri, il cross rasoterra, la palla allontanata da De Caro, poi in qualche modo lo Gerfa col piede, la canna al tiro e c'è il gol del Morrone che sblocca il risultato, a segno la canna, e possiamo dire che per quello che si sta vedendo in questo avvio di secondo tempo il gol della squadra di Verducci è assolutamente meritato. Avanza Roberto D'Angelo, chiuso però da Barbieri, che partita che sta facendo anche al ritorno Barbieri, qui intanto attenzione al rosso per D'Angelo, cartellino rosso per Roberto D'Angelo e arriva però Bonaccorso a spingere, avanza Bonaccorso, tocco per Sino che può avanzare, Sino lato corto, mette in mezzo il pallone, Bonaccorso di testa, palo, la palla rimane lì, lo Gerfo respinto in calcio d'angolo, Celestino, tocco per Tuoto, va ancora l'1-2 che si chiude, Celestino salta un avversario, Celestino ingresso in area, Bilotta, la girata male col destro, ha sfiorato il raddoppio, Celestino col controllo, il lancio per la corsa di Lacanna che parte in posizione regolare, Lacanna in area inseguito da Lampo, ancora Lacanna ingresso, il tiro con l'esterno a prendere in controtempo Marino, la palla però esce, di entrare in partita e di spingere i propri beniamini. Caracappa, l'avanzata di Caracappa converge, palla sul destro, pallone sul fondo, movimento di Bilotta, spalla alla porta, Bilotta cerca la palla di ritorno per Celestino, gran palla, Celestino riesce a passare su De Caro, ancora Celestino, la palla per la canna che converge col destro, la canna, la palla spizzica il palo, c'è stata deviazione ma ancora ad un passo dallo 0-2 la squadra calabrese. C'è il fischio dell'arbitro, parte Romano
Romano, il salvataggio di Vencia e poi la palla che rimane dentro Romano, alto sopra la traversa. Marino decide di andare da Pesetti, il cross di Pesetti fiondato sul secondo palo, colpo di testa e la correzione che non arriva, se non ho visto male Caracappa, incredibile, incredibile. Anche il settimo minuto, adesso è scaduto anche il settimo minuto, rinvio di Vencia, direttore di gara che fischia 3 volte, finisce la partita, vince e passa ai quarti di finale della fase nazionale del campionato di onore il Morrone, che batte per 1-0 la Don Carlo Misilmeri, decide il gol segnato in avvio di ripresa da Lacanna.